Sentendo la presentazione dell'avvocato Sandrini, che ha secondo me colto alcuni aspetti paradossali della vicenda usura, però mi è sembrata a tratti davvero molto paradossale, cioè i rilevamenti vengono fatti, i debitori portano dei calcoli fatti in casa, trovano giudici che gli rispondono positivamente, ma Roberto, è davvero così assurdo il contesto giurisprudenziale normativo nel quale ci troviamo in questo momento a muoverci? Parlare di sommatoria tra tassi convenzionali e tassi moratori è una mera fantasia, l'usura sopravvenuta è tema assolutamente infondato. E poi, se ce la fai, che rapporto c'è tra il tema dell'usura e l'anatocismo? Giusto 2 parole, perché anche questo sarebbe un tema da ore. Quindi tralascio la parte relativa alla malscrittura di questa norma, ma vorrei associarmi completamente a quello che ha detto all'inizio Alberto Sandrini, cioè che questa è una norma penale che va a regolamentare un mercato che invece non deve essere regolamentato penalmente. Qui è un mercato del credito e non posso regolamentarlo con una norma civile. Il secondo aspetto è che, per rispondere a quello che tu mi hai chiesto di portare come mia esperienza, è un momento assolutamente di grandissima difficoltà per gli operatori giudiziari di questo settore. Primo, perché ci troviamo di fronte a interpretazioni giurisprudenziali che oscillano nel modo più assoluto. La sentenza, la 350 e la 602 sono sentenze fatte da giudici penali, Cassazione penale. Allora, qui stiamo parlando di un problema che di rilevanza penale non dovrebbe essere per quanto riguarda le banche. Torno a citare Alberto Sandrini che diceva che questa era una legge che doveva servire a eliminare lo strozzinaggio. Le banche non sono strozzine, le banche lavorano in una situazione di mercato, hanno un cliente, hanno dei mezzi di approvvigionamento del funding e hanno un mercato con cui confrontarsi. È per questo che poi la legge prevede che siano le banche a determinare qual è il tasso medio, perché il mercato è questo. E se Banca d'Italia poi, in applicazione alle norme, ha stabilito che all'interno di quel tasso di rilevazione si calcolano determinati parametri e tra questi non c'è il tasso di mora, io non posso poi confrontare successivamente un conteggio che invece il tasso di mora lo include con un conteggio che mi determinava il tasso massimo che questo tasso non includeva. Stiamo parlando di 2 grandezze diverse, 2 elementi che non possono essere confrontabili. Quindi questa è, secondo me, l'elemento più ridicolo, perdonatemi questa espressione forte, ma devo utilizzarla. Qui stiamo continuando a ragionare del confronto tra un tasso soglia e un tasso conteggiato alle volte in modo un po' garibaldino da fantomatici consulenti alle volte che redigono perizie che alle volte mi sembra, quando le leggo, mi sembrano fotocopiate in cui si cambiano soltanto i numeretti, e i giudici prendono per buona questo tipo di confronto. Non è possibile. Io mi sono confrontato con un magistrato molto noto e anche molto bravo di Torino e a questa mia obiezione lui dice sì, però il meccanismo con il quale viene determinato il tasso soglia, quindi dal 2011 voi sapete che il tasso soglia si determina moltiplicando per 1/4 il tasso medio aggiungendogli 4 punti, già contiene dentro di sé la possibilità di inserire la mora. Quindi la mora dovrebbe stare dentro quel quarto in più 4 punti. No, attenzione, quello è il tasso massimo che io posso applicare a titolo di corrispettivo, non è la mora, perché altrimenti mi troverei nell'assurdo di avere un contratto che a titolo di corrispettivo rimane nella soglia, ma non posso applicare la mora, quindi non posso utilizzare quello strumento che giuridicamente debbo utilizzare di penalità del debitore che non paga, perché sono già arrivato al tasso soglia col corrispettivo, non posso più aggiungere altro. E ti lancio soltanto un ultimo, perché so che il tempo non lo posso utilizzare, ma vi lancio soltanto un'ultima riflessione, perché voglio andare un attimo fuori dal coro.
Noi abbiamo una legislazione europea che da anni sta combattendo il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Abbiamo una 231 che stabilisce che il tasso di penalità per quanto riguarda il pagamento delle transazioni commerciali è 9 punti più il tasso interbancario. Abbiamo una legislazione, l'ultima riforma della giustizia, quella che sta entrando in vigore adesso, dice che gli interessi di mora si applicano a prescindere dalla loro pattuizione. Cioè, ve la sto banalizzando un po', ma questa è la norma scritta. E dall'altra parte noi abbiamo una norma che invece ci dice no, tu la penalità per il mancato pagamento non la puoi applicare, perché questo poi alla fine è quello che viene fuori dal ragionamento. No, la penalità per il mancato pagamento io la devo applicare perché primo è legittimo e seconda cosa perché io potrei avere dei danni da un inadempimento ben superiore a quello che è il tasso di mora. E qui chiudo. C'è già una norma che prevede che se io applico un tasso di mora o una penalità sproporzionata rispetto al mio danno, il giudice possa calmierarla. È l'articolo 1384. Il giudice, se ritiene che la penalità, compreso il tasso di mora, sia eccessiva, lo riduce d'ufficio. Mi dice no, guarda, il 7% di tasso moratorio è troppo alto e quindi tu puoi applicare soltanto il 5%. Ma siamo in un altro ambito, non siamo più nell'usura. Sì, e non c'è anche un problema eventualmente di risarcimento del danno? Certo, ma noi sappiamo bene che poi nella realtà concreta, qui alla fine poi bisogna fare delle distinzioni e essere chiari, cioè il risarcimento del danno va provato e quindi io devo avere delle prove che ho subito un danno. L'interesse moratorio è a presidio di un principio costituzionale sostanzialmente, che è la regolarità dell'adempimento delle obbligazioni della sicurezza dei traffici, cioè in un sistema economico ci deve essere una norma che penalizzi colui che non adempie. Ti fermo. Sull'anatocismo però torniamo dopo. Chiedo al collega Gamba, quali sono i rischi che corre un contratto qualora effettivamente gli interessi fossero rilevati oltre il livello soglia? Che cosa succede a un contratto e quali sono le conseguenze per l'istituto che dovesse veder riconosciuta la declaratoria di usurarietà dei propri tassi? Sì, su questo voglio però premettere che dopo le famose 3 sentenze della Cassazione è esploso letteralmente un contenzioso su questo argomento e in particolare direi all'80-90% sul tema sommatoria dei 2 tassi, e ci sono già diverse pronunce, oltre che della BF, di merito. Io personalmente non ho ancora visto una sentenza giurisdizionale che condanna, che sanziona una situazione di questo tipo. Non ero a conoscenza dell'ordinanza di Parma che ha nominato il professor Sandrini. Non sembra che effettivamente la sentenza della Cassazione abbia fatto grandi proseliti nelle corti di merito. Nelle corti di merito no, ha fatto grandi proseliti nella Nell'ampliare generalità il dei contenzioso, consumatori. questo sì. Comunque, per tornare alla domanda specifica, per dare la risposta bisogna distinguere se parliamo di una usura genetica, cioè aborigine, il che tradotto vuol dire che per qualsiasi ipotesi strana uno dei 2 tassi al momento della stipulazione del contratto era oltre la rispettiva soglia, oppure se si parla di usura sopravvenuta. Nel primo caso la conseguenza è che non è che è una nullità, ma non è che tutto il contratto venga inficiato da nullità, verrebbero semmai inficiate le clausole che pattuiscono quell'interesse. La conseguenza sull'operatore finanziario sarebbe una condanna, un essere tenuto a una restituzione di quanto percepito a titolo di interesse, direi corrispettivo, perché di mora è già più difficile. Nel caso invece di interesse sopravvenuto, l'intero contratto a mio parere sarebbe valido, anche le relative clausole, e ci sarebbe in questo caso un'obbligazione di adeguamento di quell'interesse che sarebbe andato a fuoriuscire dal tasso soglia entro i limiti della soglia.
Per specificare ancora di più, volendo, bisogna fare un'ulteriore differenza fra contratti arrivati a scadenza e verosimilmente in bonis o contratti in cui l'accertamento della pretesa usurarietà cade in decorrenza. È che mi sembra di aver intuito dalla presentazione dell'avvocato Sandrini che, considerato questo meccanismo di calcolo del tasso soglia, possa capitare, ovviamente senza dolo, che in un determinato trimestre, in un determinato arco temporale, effettivamente gli interessi applicati superino il limite previsto. In un caso del genere l'istituto ha modo di rientrare nei parametri, ha modo di sanare questa genere di sopravvenuta? Direi di sì, e c'è un caso unico che ho trovato di un ABF di Napoli del gennaio-febbraio 2014 che al termine di un excursus molto lungo che risale un po' alla preistoria per la verità, dispone all'istituto e all'interrogatore di armonizzare il tasso di interesse che su quel contratto in un particolare trimestre era fuoriuscito dal tasso soglia. Ecco, c'è un convitato di pietra probabilmente in questa tavola rotonda che è Banca d'Italia, perché Banca d'Italia con le proprie circolari, anziché chiarire il quadro, spesso ha gettato ulteriore fumo negli occhi, non ha offerto degli strumenti interpretativi particolarmente utili. Io chiederei al dottor Trotti qual è il valore, che cosa dice Banca d'Italia e qual è il valore delle sue circolari, qual è il valore dei suoi provvedimenti in materia? Diciamo che in materia Banca d'Italia si è espressa soprattutto con due documenti che sono le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, l'ultima edizione delle quali dell'agosto 2009, e con i chiarimenti in tema di applicazione della legge antiusura del recenti, del 3 luglio del 2013 dell'anno scorso. Vedendo almeno questi due, considerando almeno quanto è previsto da questi due provvedimenti, si direbbe che il quadro delineato da Banca d'Italia è abbastanza uniforme, perché sostanzialmente oltre a ribadire quello che è la sua attività, cioè il fatto di rilevare su input e su impulso diciamo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze quelli che sono i tassi effettivi globali medi per ciascun trimestre in considerazione a determinate tipologie di operazioni di finanziamento, considera che anche gli interessi di mora, come dire, devono essere presi in considerazione, dopo però aver evidentemente puntualizzato che gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione. C'è un punto, il punto C4 se non ricordo male delle istruzioni, che dice chiaramente che non sono compresi nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi gli interessi di mora, proprio andando a riconoscere quello che, come dire, è un portato abbastanza consolidato, cioè che il fatto che l'interesse di mora ha una funzione risarcitoria e non può essere assimilato, come dire, l'interesse corrispettivo, si applica in una fase patologica e non fisiologica del rapporto, e ha anche un carattere di alternatività rispetto all'interesse corrispettivo, perché quando viene applicato l'interesse corrispettivo non c'è l'interesse di mora e viceversa, quindi da questo punto di vista le posizioni ultimamente espresse a Banca d'Italia sono abbastanza chiare. C'è questa rilevazione statistica che ha fatto su base consultiva e conoscitiva nel 2002, avvalendosi appunto di alcune rilevazioni fatte, che ha considerato la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali. Quindi questa è la posizione tendenzialmente espressa da Banca d'Italia, che negli operatori non ha creato particolari imbarazzi. Quello che invece abbiamo notato è un aspetto molto contraddittorio delle sentenze della giurisprudenza, che ha dovuto dare un valore e riconoscere in qualche modo le istruzioni e le normative di Banca d'Italia. Che valore gli ha dato? Perché allora abbiamo anche in questo caso, sarà un caso, ma anche, come dire, il tutto parte da una Cassazione penale, la 46669 del 2011, che ha detto sostanzialmente che ha negato qualsivoglia valore vincolante alle normative, alle interpretazioni di Banca d'Italia, perché dice tendenzialmente che l'articolo 644 del Codice Penale, che evidentemente è una norma penale in bianco, deve essere riempito di contenuti tramite i decreti ministeriali con cadenza trimestrale che vengono emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Peccato
che sia negli stessi decreti ministeriali che si riconosce il valore della normativa di Banca d'Italia, perché uno dei passaggi di tutti i vari decreti ministeriali, l'ultimo dei quali è stato emanato proprio il 30 di settembre di quest'anno, dicono che le banche e gli intermediari finanziari nella rilevazione del limite si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di calcolo dei tassi effettivi globali medi. Quindi evidentemente, oltre a non considerare un aspetto non del tutto secondario, cioè che le banche e gli intermediari sono appunto vigilati dalla Banca d'Italia, quindi evidentemente sarebbe abbastanza difficile che non considerino quello che la Banca d'Italia va a pronunciarsi, c'è anche il fatto che senza la rilevazione che è disposta dal Ministero delle Finanze, ma che è in concreto calcolata da Banca d'Italia, la norma penale rimarrebbe vuota di contenuti e non si potrebbe neanche rilevare i tassi e quindi non si potrebbero neanche individuare i tassi soglia. Per cui da questa Cassazione penale sono nello stesso solco, sono diciamo così, state emanate a cavallo dell'anno scorso e degli inizi di quest'anno alcune sentenze da Corte d'Appello di Torino e di Milano, una delle quali, quella di Torino, addirittura ha detto che non può considerarsi errore scusabile per le banche il fatto di aver seguito delle istruzioni della Banca d'Italia che siano errate o illegittime. Solo di recente, fortunatamente, alcuni tribunali di merito, forse più vicini a certe istanze rappresentate dalle banche, come quello di Ferrara, quello di Torino e da ultimo una sentenza del 3 giugno di quest'anno del Tribunale di Milano, ha riconosciuto che le istruzioni di Banca d'Italia hanno la valenza di norme tecniche autorizzate, costituiscono normativa secondaria e quindi devono essere tenute in conto da parte delle banche e degli intermediari in sede di rilevazione. Qual è l'esperienza di UBI Leasing, il suo istituto, su questo tema, dalle note sentenze della Cassazione del 2013 in avanti? Dunque, l'esperienza come operatore è che evidentemente questo ha comportato un'esplosione del fenomeno del contenzioso, a livello di reclami, in prima battuta, a livello di inviti in mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e anche in sede di cause. In sede di cause, come dire, in prevenzione, a volte fatte da clienti in bonus, a volte fatti da clienti in sofferenza, molte volte fatte anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero del credito. Per non farci mancare niente, alcune volte anche dei procedimenti penali per usura nei confronti appunto del legale rappresentante o comunque dei nostri vertici, per, come dire, dare evidenza a un fenomeno che però si sta muovendo in maniera diversa da quello che dovrebbe essere il suo naturale alveo, perché il naturale alveo è quello di una determinazione in via amministrativa dei tassi che il mondo bancario applica in sede appunto di erogazione di determinate categorie di finanziamento. Qui invece si cerca di spostare il tiro su aspetti di carattere civile ma a volte penale che vanno a ricomprendere, come dire, un elemento patologico che evidentemente non era presente nel momento della stipula del contratto, perché quello che dobbiamo ricordare sempre è che i tassi di interesse, per quanto riguarda l'aspetto usurario, ha detto la legge di interpretazione, devono essere parametrati al momento di stipula del contratto, non durante. Ci può dare qualche numero? Allora, da inizio dell'anno tendenzialmente abbiamo ricevuto un centinaio di reclami e altrettanti inviti alla mediazione. Quello che è caratteristico è che di questi inviti alla mediazione obbligatoria il 90% riguardano l'usura e molto spesso appunto riguardano il tema della sommatoria, dove, come si dice giustamente, fortunatamente non abbiamo ancora avuto una pronuncia giurisprudenziale che avalli, diciamo così, in maniera molto chiara, tranne quelle che citava prima il collega Sandrini, il tema della sommatoria. A Brescia e in altri luoghi dove abbiamo avuto delle sentenze sono state sentenze favorevoli che hanno, come dire, disconosciuto il fenomeno della sommatoria. Giusto per misurare anche l'efficacia dello strumento della mediazione che è ricomparso nelle nostre procedure contenziose, di questo centinaio di reclami che sono finiti in mediazione, siete riusciti a chiuderne qualcuno positivamente in mediazione oppure la controversia si è spostata automaticamente in sede giudiziaria? Posso dire che dopo aver fatto alcune valutazioni nostre, noi quando sono mediazioni in tema di usura non partecipiamo alla mediazione. Non partecipate? Non partecipiamo. E vi consentono di non partecipare? Perché anche questo è... Ecco, noi abbiamo fatto una d'intesa evidentemente con la capogruppo, con il gruppo, noi rispondiamo alla mediazione, all'invito alla mediazione, diciamo che abbiamo fatto delle verifiche come effettivamente facciamo, diamo la nostra valutazione su quello che è il calcolo sia del tasso leasing applicato sia del tasso di mora e quindi diciamo i motivi per cui a nostro modo di vedere non riteniamo che vi siano le basi per una fruttuosa mediazione. Delle mediazioni che abbiamo
ricevuto, come dicevo, circa un centinaio all'inizio dell'anno, finora solo il 17% si è trasformato in un giudizio.